Buonasera cari telespettatori, grazie per essere rimasti in compagnia del gruppo editoriale TV7. Oggi una giornata all'insegna per quanto ci riguarda dell'insegnamento, della scuola, tra la maturità e le proteste purtroppo degli insegnanti precari. Allora, parto subito con le tematiche, quindi insegnanti, 1000 precari in rivolta e qui ne abbiamo una accanto. Sì, piacere. E successivamente maturi, i nostri ragazzi stanno sostenendo insomma gli esami, sì. chissà se saranno maturi, ma lo scopriremo Vedremo. solo vivendo. Allora do il benvenuto ad Anna Di Guardo, precaria scuola secondaria superiore, e ci tengo anche a sottolineare che lei è del coordinamento precari CGIL. Grazie di essere qui, grazie di aver accettato l'invito. Grazie a voi per l'interessamento al mondo della scuola, che pare in questo periodo essere stato un po' abbandonato da tutti. Io sento dall'accento tipico veneto. Sì, assolutamente sì, catanese puro sangue, ecco. Sei siciliana, possiamo darci del sì, tu, siamo bene o male coetanei, sì, io sono quindi anche più ok. vecchia. Siete invitati a dire la vostra, perché magari qualcuno tra voi ha anche i figli che subiscono il precariato, visto che non tutte le ore a volte sono coperte, ci sono tanti disguidi, tante problematiche, insomma, subite da questo mondo scolastico italico che cerca comunque estremamente di arrivare a qualche punto, insomma, di eccellenza, chissà se ce la facciamo. L'università c'è, almeno insomma, è riconosciuta questa cosa, vediamo anche se gli altri. Voi siete poi tra quelli più importanti, tra la primaria e la secondaria, siete quelli che dovrebbero seminare meglio, giusto? Dovrebbe essere così, in realtà è così, nel senso che dovremmo essere trattati come coloro che praticamente danno l'aiuto, cioè danno la spinta a quelli che saranno i futuri dirigenti, classe politica, imprenditori, cioè il futuro del paese parte assolutamente dalle primarie. Allora Anna, io mi faccio anche un po' gli affari tuoi, perché ne approfitto la protesta, io voglio sentire insomma com'è la situazione, voglio capire che cosa state vivendo, ma voglio anche capire, conoscere, far conoscere le persone che si celano dietro appunto queste problematiche. Come ti viene in mente di fare questo lavoro che da anni sentiamo tutti essere complesso, difficile e con appunto... Sì, con delle problematiche... Esatto, delle problematiche che a volte si rispecchiano nel non arrivare a fine mese con bollette e tutto il resto, quello che viviamo quotidianamente un po' tutti. Sì, in realtà io amo l'insegnamento, mi è sempre piaciuto, non era la mia, diciamo, la mia prospettiva da ragazzina, però... Cosa sognavi? Io volevo fare la diplomatica, io volevo salvare il mondo e far parte però dell'ONU. tu so che fai scienze politiche, E io sì, ho studiato, giusto? infatti, no, io ho studiato scienze politiche e insegno diritto ed economia, diritto proprio per questo, in fondo. Quindi arrivi da scienze politiche. Esatto, e quindi ho detto, beh, non posso fare quello, allora cambio il mondo dall'inizio, cioè dal basso, da quelli che saranno i futuri. Bravo, questa è un'ottima prospettiva, sì, un'ottima visione. Sì, e credo che tutti gli insegnanti abbiano più o meno questa voglia di insegnare o comunque di educare o fare in modo che comunque la conoscenza vada avanti, perché la conoscenza è importante. Perché in alcuni paesi siete osannati, siete portati veramente sul palmo di mano, mi viene da dire la Germania piuttosto che altri paesi, e in Italia devo stare qui questa sera al posto di parlare, ridere, sorridere dell'eccellenza scolastica, parlo purtroppo con una precaria e così ne faremo con altri. Ma posso dire che la colpa è della classe politica? Si può? Qua però in Italia abbiamo tutti la colpa alla classe politica. Mi chiedo, ma chi ce li mette là? Si mettono tra loro? Siamo noi a mettere lì, a votare quella classe politica, proprio perché negli ultimi 20, 25, anche 30 anni c'è stato un tale abbassamento del livello scolastico, per cui la conoscenza è andata scemando e così anche la capacità di, anche il voler andare a votare, cioè il diritto di voto non è un diritto più sentito in questo paese. E quindi noi mettiamo dei dirigenti politici lì dove non dovrebbero stare, li scegliamo non in base al merito, ma né alla conoscenza soprattutto. E questa classe politica ha fatto in modo che il livello di conoscenza, quindi di educazione, di cultura soprattutto, si andasse abbassando sempre più, perché la mancanza di cultura implica anche una mancanza di incapacità di scegliere, incapacità di saper distinguere tra cosa va bene e cosa non va bene, e l'accettare tutto
da coloro che decidono, come se fosse oro colato, senza chiedersi se è giusto, se è sbagliato, in base a cosa decidono qualcosa e niente. Faccio l'esempio proprio perché mi tocca dal governo, da quando, cioè dalla Gelmini in poi. Praticamente sono stati L'amate tagliati. tutti sta Gelmini, Ma tutti. io innanzitutto non capisco perché non mettano al Ministero dell'Istruzione un insegnante. Vorrei capire intanto questa cosa. Ecco, Questa è una cosa che mi sono chiesto ecco, per i cominciamo vari da questa settori cosa. della politica Ecco, anche, cioè se tu se sei- arrivi dal mondo agricolo, dovresti, tendenzialmente mi certo, verrebbe semplice, dovresti appoggiarti quindi a Ministero questo, esatto, dell'Agricoltura, ma non sempre è se sei avvenuto il- così via no, per no, tutte le altre esatto. cose. E quindi praticamente Perché ci sono i tecnici poi che aiutano questi però i ministri. tecnici abbiamo visto che anche loro insomma un po' traballano, nel senso che la Gelmini ha tagliato 140.000 posti di lavoro in tutto il comparto scuola e dalla Gelmini in poi sono stati tagliati 8 miliardi di fondi alla scuola. Cioè Monti ha proseguito, Profumo anche, cioè non c'è stato un solo ministro di qualunque governo, destra, sinistra, centro non ha importanza, più destra, e anche i tecnici, anche lo stesso Monti praticamente con la sua legge di stabilità ha praticamente diciamo ridotto la figura del precario a qualcosa che insomma non vale assolutamente come un Quindi la qualunque altro Fornero l'avresti insegnante. vista meglio... La Fornero, cioè, brava donna. No, però era l'insegnante, giusto? Sì, ma non era il ministro dell'istruzione. Capisci, capito? quello che voglio dire. Magari faceva meno magari danni, avrebbe oppure fatto meno non lo so se ha danno, fatto esatto, danni, non mi perché lei permetto ricordo di... che aveva anche ammesso di non capirne nulla di pensioni, quindi l'ha anche detto pubblicamente. Che la metti a non fare saprei uno come... che... Vabbè. Beh, quindi sono anche delle scelte Io mi che- candido per fare il ministro dell'economia. Sappiate che non Ecco. so fare 15 meno 40 o vedi, già non si può neanche Sì, fare. si può, ma magari se riesci, perché no? E quindi niente, c'è questa Posso farti una situazione. domanda Sì, che certo. potrebbe essere letta in modo offensivo, ma non è No, mia ma intenzione. figurati. So che la Gelmini, non siamo qua per parlare di lei, No. però è una curiosità, ne approfitto sempre Certo. con il lavoro che faccio. È stata anche criticata per il fatto che lei faceva tanto quella che, ed era andata però a laurearsi non in quel della Non nella sua Lombardia, facoltà, ma giusto? in Calabria, dove Perché? pare Perché che sia moltissimi molto invece più tra voi, però moltissimi, forse il 90% degli insegnanti, io mi accorgo, vengono proprio dal meridione. Sì, dal meridione. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che siete bravi o no? Scusa, non Ma- riesco a capire questa critica. Ma non so, magari lei in Calabria aveva, non so, aveva qualche, non so, le è sembrata Voleva andare a fare i bagni in Calabria, posso dire che magari Non lo era so, così. boh, Ecco. non l'ho mai Sarà capita così. sta critica, nel senso uno in No. Italia è corretto, Sì, si può sì, puoi, laureare, può andare assolutamente. dove vuole Ma certo, e non ma credo che dovresti ci andare sia anche una in tutta scuola Europa, in realtà, di non serie A e soltanto di in- serie B, No, giusto? assolutamente Perché se no no. allora mi viene da dire, ah ma tu sei siciliana, allora ti sei laureata è più facile giù e sei no. venuta qua a insegnare a noi. No. No, assolutamente. Ci sono delle facoltà che per sentito dire favoriscono più determinate cose, cioè sono più facili Bonarie. Sì, diciamo di sì, sono più... sì. Va bene, togliamo Ecco. questo discorso. Sì, lasciamo perdere questa cosa, però in generale non è così, ecco, vorrei Senti, dire com'è la che... situazione? Cioè, hai scelto di fare questo tipo di Sì. lavoro a un certo punto della tua vita e ti sei trovata comunque che ti sei trasformata in una precaria. Sì, in realtà sono precaria come Così tanti migliaia altri. di altre persone. Io sono In questi rimasta... giorni c'è stata proprio, Sì, esatto, noi una sì, abbiamo fatto manifestazione. questa manifestazione perché ci siamo resi conto che in realtà il precariato è diventato proprio uno status che ci distingue, proprio ci separa dagli insegnanti, dagli docenti di ruolo, anche se in realtà noi abbiamo le stesse funzioni, lavoriamo come e forse più di loro, perché molti precari sono costretti a lavorare su 2, 3, 4 scuole per riuscire... Correndo qua e di là, sì, ricordiamolo. guarda, Dopo ascoltiamo anche sì, l'intervista realizzata proprio dai miei colleghi al segretario provinciale, quindi della FILC CGL. FLC, sì. scusami, FILC, con tutte queste sigle No, diventiamo matti FLC, anche noi, FLC, Federazione dei CGL, lavoratori della conoscenza. esatto, Antonio Pantano. Abbiamo, attenzione, una telefonata, una Ecco. telefonata di un nostro affezionato telespettatore. Buonasera, signor Tancredi. Buonasera. Ma io sono felicissimo di sentirla, lo sa? Sì. Mi Dica, sente? io cerco di rispondere. Allora, signor Tancredi, io la vorrei proprio, l'ho già detto sere fa, io la vorrei proprio come opinionista, se fosse mai possibile.
Allora, l'insegnante, secondo lei, le chiedo così, è un ruolo facile, difficile? Che opinione ha poi lei degli insegnanti? Perché qui accanto ho una precaria, Io, cioè una persona che vorrebbe insegnare con passione, però non le è data la cattedra proprio ufficialmente dal Ministero. A lei la se non parola. c'è qualche conoscenza, Vedi se la non c'è la Hai saggezza, capito? conoscenza, E non è neanche siciliano. la saggezza posso popolare. Quindi parlare? ci vuole, secondo lei ci vuole la conoscenza per arrivare nel posto di lavoro oggigiorno? Ma non lo so, io ho fatto fino alla seconda liceo classico, Ho ho capito. avuto dei buoni insegnanti, sono stato un cattivo studente, ha capito? Siamo in Adesso due allora, siamo in due. rimpiango e non aver studiato, però i professori erano bravi, adesso non lo so, perché posso fare un esempio, Sì. pronto? Noi siamo qui, Tancredi. Ecco, voglio dire, io le do un esempio, io ho studiato al Canova, Ah, al Canova avevo un professore di storia dell'arte che diceva che veniva ad insegnare per arrotondare lo stipendio che lui prendeva quando andava a suonare il Gatto Nero. Non so se lei sa dove era il Gatto Nero una volta. no, perché Sa sono dove era? Il Gatto Nero foresto. era quando lei gira dai cavalcavia per andare verso la stazione, il Gatto Nero era dove c'era anche il cinema, dove c'era Piazza Indipendenza, mi pare che Ho si chiami capito, ho così. capito. Non so cosa fosse Ecco, però sto lui gatto nero. veniva ad insegnare al liceo classico per arrotondare lo stipendio che prendeva suonando la chitarra il Gatto Nero. Ah, Ecco quindi lì. era un locale, Adesso, un locale. il Gatto Nero si chiamava. Era un locale, un pub, un disco pub, Sì, insomma, dove si c'è il suonava. cinema Altinia prima. Ho capito, Sa- ripeto, sono foresto, non lo so. c'è la piazza che poi gira in via Roma e c'è il ponte via della Margherita. Ecco lì. Va bene, Tancredi, ma quindi a me ha colpito il fatto che lei ha detto che per arrivare alla cattedra ci vuole la raccomandazione, ma non è ora di finirla con questo sistema? Ma la raccomandazione forse vale adesso, una volta i professori insegnavano, perché basta. quelli che mi hanno insegnato sia il Pio X che al Canova, al liceo, erano tutti dei bravi professionisti, ha capito? Adesso Sì. vanno, insegnano, e questo me lo dice un mio amico che fino a 7-8 anni fa insegnava, dice adesso vanno, i ragazzi hanno voglia e non voglia di studiare, perché bisogna che ci sia una scrematura già dalla quinta elementare per andare a fare la prima ginnasio o la prima media. Bisogna che tra gli studenti che ci sia una scrematura. E poi adesso non so come siano i professori, se sono come quelli di una volta. Grazie Tancredi, Ciao grazie. e grazie a voi tutti, gentili. Buonasera, grazie Tancredi. Tancredi è fantastico perché ma- lui racchiude la saggezza popolare e comunque poi è uno che quello che deve dire lo dice. Posso E fare a me- una precisazione Prego. però, perché Sì, 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 per è quanto doverosa. riguarda la scuola pubblica È doverosa. non va avanti a raccomandazioni, no, esiste una graduatoria provinciale, esistono delle graduatorie di istituto, insomma, che insomma, vanno rispettate, vengono rispettate. Però un'altra verità l'ha insomma. detta, e cioè il fatto di andare a volte alcuni, cioè senza il fuoco dell'insegnamento, la passione, e andare o per arrotondare o perché comunque Beh, allora. qualcosa dovevo fare nella vita. Ne io parliamo non- dopo la sì, pubblicità. certo. Se volete dire la vostra, 049 80 777 57. A breve quindi vi aspetto dopo il break pubblicitario.